molto problemi. Si sono ritrovati sotto le finestre del municipio, decisi a raggiungere in corteo la prefettura di Padova. Poi il sindaco è riuscito a convincerli a tornare nell'hotel che li ospita, alcuni addirittura da 2 anni, dove la trattativa è proseguita per circa un'ora. Protesta dei migranti ospitati a Noventa Padovana. In strada una cinquantina degli oltre 80 presenti nel comune chiedono la residenza, un documento, una vita migliore, un lavoro, la possibilità di studiare. Io lo so 2 anni, io sono qui, sempre. Io ho detto una cosa, sono meccanico, aiutami, io vai a scuola meccanico, ma quando tu non aiutami vai a scuola meccanico, tu aiutami lavoro. Sì, because I go to school in Ghana, I come from Ghana. If it comes to English writing, this cooperative, nobody can stand in front of me to write English. Ad accompagnarli nei circa 2 chilometri di percorso carabinieri e polizia municipale, ma anche il sindaco Alessandro Bisato, che una volta tornati in albergo apre con i migranti la trattativa, che vive qualche momento di tensione. Keep calm. I speak only in the hotel, inside the hotel. Bisato informa la prefettura, si dice pronto ad aprire un dialogo anche con la cooperativa e a concedere la residenza collettiva, ma stop alle proteste, altrimenti il dialogo si interromperà subito. Dopo 3 ore, anche sotto gli occhi di un gruppo di residenti, torna la calma, arriva il pranzo, si lavora perché la tregua duri a lungo.